I dizionari sono per i linguisti quello che le piramidi o le cattedrali sono per gli architetti. Dei lavori di lunga lena, normalmente realizzati in equipe, che puntano a fornire alla comunità scientifica, o meglio al pubblico, visto che si tratta di prodotti fruibili a differenti livelli da chiunque. Offrire, dicevo, uno strumento di durata potenzialmente illimitata che fissa uno stato di lingua o plurimi stati di lingua documentati quanto al tesoro lessicale di quella lingua. I dizionari storici hanno il vantaggio di fornire un punto di riferimento stratigrafico sul lessico di una lingua, documentandone l'attestazione nel corso dei secoli e l'evoluzione semantica nel corso del tempo. I dizionari etimologici aggiungono a questo vantaggio, perlomeno per le lingue romanze, la possibilità di legare il patrimonio lessicale di una singola lingua al grande bacino, al grande insieme delle lingue derivate dal latino, chiarendone la posizione e i rapporti con la lingua madre e le lingue sorelle. Il progetto VEV, Vocabolario Storico-Etimologico del Veneziano, si propone di cartografare un dialetto italiano dalla storia molto particolare, il dialetto veneziano. Parlato e scritto per secoli in una città-stato autonoma e fiorente, che ne ha fatto l'oggetto di una lunga serie di dizionari, glossari, collezioni terminologiche consacrate ai differenti ambiti della vita sociale, economica, culturale della città, il veneziano si trova in una condizione appunto molto particolare. A partire da un centinaio circa di opere lessicografiche, di vocabolari e glossari realizzati tra il XV e il XXI secolo, e con l'aiuto della sezione veneziana del corpus di riferimento dei testi italiani medievali, il Tesoro della lingua italiana delle origini, realizzato dal CNR di Firenze, l'equipe del vocabolario storico-etimologico del veneziano da un paio d'anni sta costruendo un dizionario storico-etimologico che descrive la presenza, l'articolazione, l'evoluzione semantica delle parole del veneziano, lungo quasi 9 secoli di attestazione. Interagendo fruttuosamente con vari cantieri della lessicografia e dell'etimologia romanza, come ad esempio il LEI, Lessico Etimologico Italiano, il VEV, Vocabolario Storico Etimologico del Veneziano, si propone la descrizione etimologica sistematica di tutti questi materiali, prendendo come punto di riferimento e come base per la costruzione del lemmario, cioè dell'insieme delle parole accolte, un monumento della lessicografia ottocentesca, cioè il Dizionario del Veneziano di Giuseppe Boerio, pubblicato nella sua forma definitiva nel 1856. Il lavoro del VEV, del Vocabolario Storico-Etimologico del Veneziano, è iniziato nell'autunno del 2020 e i primi 2 anni di lavoro hanno visto la redazione di oltre 2000 voci. Attualmente sono più di 2200. Durante il secondo anno di lavoro è stato aperto un sito internet dove le voci realizzate, che sono firmate ciascuna da un singolo redattore o redattrice, e si tratta di una squadra variegata, italiana, svizzera, di studiosi per lo più giovani. Questo materiale, dicevo, è stato pubblicato anche nel sito dopo un processo di revisione assicurato da un comitato scientifico basato tra Italia, Svizzera e Germania. L'obiettivo dunque è quello di un vero dizionario. Un dizionario online? Beh sì, ma non solo. La metafora che descrive il rapporto tra il sito internet aperto dal dizionario vev.ovi.cnr.it e la produzione di libri stampati che ne preparano la versione finale. Sono usciti negli ultimi 2 anni 5
volumetti pubblicati dall'editore Linea d'Acqua di Venezia. Il rapporto tra questi due canali, dicevo, è simile a quello della nave e del porto. La pubblicazione delle voci nel sito assicura in effetti una navigazione continua, una diffusione costante del prodotto di questo cantiere lessicografico. Il sito rende visibili i risultati di mano in mano che vengono prodotti, uno strumento aperto e universalmente accessibile, ma anche fluido e sottomesso ai problemi e ai rischi anche che le piattaforme informatiche presentano. Per questo, appunto, in parallelo a questa pubblicazione online è stata pensata una collana di volumi cartacei, di piccoli volumi cartacei, che anticipano un centinaio alla volta le voci del vocabolario, raggruppandole secondo criteri tematici. Questi volumetti prefigurano in un certo senso quello che sarà il prodotto finale, per il quale ci siamo dati un orizzonte temporale ideale di una ventina d'anni di lavoro. Un dizionario, un vocabolario stampato che conterrà gli stessi risultati che stanno maturando poco a poco nel sito, ma che resterà come monumento anche fisico, fisicamente accessibile e disponibile della grande tradizione linguistica di Venezia. Un servizio che l'Equipe si propone di rendere in modo sostenibile e duraturo alla linguistica romanza e alla storia culturale di Venezia.